Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Presidente, allora una giornata di festa, di premiazioni qui a Mestre. Sì, una giornata di festa con qualche ovvia riflessione. Siamo contenti perché la festa sta a significare che la stagione, bene o male, sta terminando, e quindi un po' di tranquillità, abbiamo diritto a un po' di tranquillità. È una stagione che è andata abbastanza bene, benissimo sotto l'aspetto tecnico regolamentare, meno bene sotto l'aspetto disciplinare, in particolare nell'ultimo periodo dei play-off e play-out. Per questo io farò quella riflessione dopo con i dirigenti, che devono adoperarsi di tecnici che siano esemplari sotto ogni punto di vista, da quando si alzano la mattina a quando vanno a letto. Hanno un'importanza fondamentale nei confronti dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi li vedono e li ascoltano più dei propri genitori. Quindi il focus, diciamo, è sul fair play. Sì, sul fair play. Noi poi, tu sai che abbiamo il Dipartimento Sociale, quindi il nostro presidente Abete ci tiene tantissimo. Abete, che rappresenta il bello del calcio, perché chi non lo conosce non può immaginare quanto educativo sia Abete nei confronti di tutti, e quindi noi vogliamo essere sempre presenti, e quindi ecco, una giornata di festa con qualche riflessione. Anche perché lo sport sostanzialmente deve formare soprattutto per i ragazzi, no? Ma sì, perché se parliamo dei ragazzi noi dobbiamo dire ai ragazzi che la sconfitta è anche necessaria, perché ti permette di riflettere e di ripartire meglio e di correggere gli errori. Quindi non dobbiamo farne un dramma o cercare sempre colpevoli, per carità. Forse adesso sto esagerando, perché questi fatti sono accaduti soprattutto negli ultimi periodi, ed è quasi fisiologico quando a fine stagione, no? Sì, quando una squadra gioca per non retrocedere o gioca per essere promossa, quindi l'adrenalina è alta. Io spero che insomma si ritorni a giocare, a confrontarsi con lealtà, con gentilezza, con fair play, insomma, e con rispetto di tutti, e in particolare anche degli arbitri, che spesso sono i migliori in campo e non vengono mai applauditi. Quando noi riusciremo ad applaudire, lo dico sempre, un arbitro, vuol dire che abbiamo fatto un altro passo in avanti, anche se siamo contenti, perché sento e leggo di situazioni veramente allucinanti che succedono in altri posti del paese. Noi forse questi pochi fatti, qualcuno bravo. Proprio per questo motivo. Per questo motivo. Dal punto di vista così organizzativo, insomma, voi gestite tantissimi campionati, dall'eccellenza fino alla terza categoria, per non parlare poi anche tutto il settore giovanile, sì. Calcio a 5, eccetera. Femminile, esatto. Come sono andate le cose in generale? Ma io credo, e lo dirò dopo, che la stagione agonistica del Veneto sia stata semplicemente eccezionale. Basti pensare che a due giornate dalla fine del campionati anche professionistici, noi eravamo là in ballo, Verona, Venezia. Abbiamo due squadre in Serie A, abbiamo due neopromossi in Serie C, che sono l'Union Clodiense e il Caldiero. Quindi torniamo ai fasti del Veneto di una volta, e tutti sanno che avere società professionistiche è un volano importante per tutte le società dilettantistiche e il settore giovanile. Abbiamo, voglio dire, non ci sono solo più 2 o 3, ma ne abbiamo parecchie. Ridevamo con qualcuno e dicevamo, il girone di Serie C quest'anno, un girone, i calendari li faremo noi, insomma. Sì. È una battuta, ma neanche tanto, perché siamo veramente soddisfatti. Questo a livello... In Serie C, diciamo, ci sono delle piazze clamorosamente importanti il prossimo anno, no? Sì. Vicenza non è riuscito, no, ad andare in Serie B. Stavo dicendo proprio quello, che spiace per il Vicenza, che proprio alla fine si è trovato in emergenza e non ce l'ha fatta. Però dopo, anche a livello, come dire, a livello dilettantistico, i campionati si sono svolti tranquillamente. Vigasio nel girone A ha vinto con anticipo,
Calvinoale ha vinto all'ultima giornata e quindi anche quello È per stato un thrilling fino alla fine. Un thrilling fino alla fine, si andava, promosso uno, promosso l'altro, e quindi il settore giovanile è andato bene. Proprio ieri sera ero a cena con le ragazze, le nostre leonesse di calcio a 5, campioni d'Italia, perché hanno vinto il torneo delle regioni, secondo anno consecutivo, quindi primeggiare la prima volta va bene, ripetersi il secondo anno è veramente stata una cosa in Calabria eccezionale. Il Bissuola, sempre giovanile, ha vinto il titolo italiano di calcio a 5 under 15. Dispiace che non si siano ripetuti nel torneo delle regioni. Noi avevamo una rappresentativa under 15 con diversi giocatori del Bissuola e con tutti i genitori del Bissuola che si facevano anche 1000-1200 km andare e 1200 tornare per vedere i propri figli, e siamo stati sfortunati, siamo stati eliminati in semifinale ai rigori con 3 pali presi, e ancora tremano però il calcio è questo, il calcio è tanti episodi. Ci sono vari temi, no, che riguardano il calcio. Uno in particolare nel quale si dibatte sempre, no? Lo vediamo anche quello che viene detto da Malagò, da Arconi, eccetera, di un'Italia che riesce ad ottenere, lo vediamo così in generale nell'atletica, eccetera, anche in altri sport, ottimi risultati, però poi si arriva sempre al punto delle strutture. Ma non solo delle strutture, se mi è permesso, si arriva al punto di varare una riforma dello sport che non tiene in considerazione le effettive esigenze dello sport di base. Questo è un errore gravissimo, che mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, che rischierà di danneggiare sicuramente le nostre società. Noi abbiamo una fortuna, io li definisco i nostri presidenti eroi o pazzi, oppure tutti e due assieme eroi pazzi, perché chi glielo fa fare, dico io, con tutte queste normative che cambiano dall'oggi al domani a condurre una squadra? Noi abbiamo tanti imprenditori che conducono la squadra e mi dicono: ma in azienda ho 1000 problemi, il campo sportivo era il mio sfogo, vado là e mi riporto gli stessi problemi che ho in azienda. Non va bene, però sono talmente bravi che superano anche questi e i risultati poi si ottengono tranquillamente. Ma non è merito delle istituzioni, è solo ed esclusivamente merito delle società. Certo, e non so se ha letto, insomma, per quanto riguarda Treviso, no? La dichiarazione di Zanetti riguardante il fatto che una città come Treviso il calcio è seguito ma fino a un certo punto. Secondo lei in certe piazze cosa si può fare perché appunto come Treviso il calcio ritorni a situazioni importanti di categoria, di campionato? Beh, Treviso tutto sommato, io quest'anno sono andato poco, però quelle 2 volte che sono andato ho trovato un ottimo pubblico, magari erano anche partite un po' di cartello. Sì. Però mi dicono che c'è sempre un buon pubblico, diversamente invece c'è a Mestre che ce n'è poco e in altre piazze. Io credo che questo possa creare sicuramente dei problemi di sostenibilità, insomma. Stiamo andando alla conclusione del quadriennio olimpico. Come va? Come prossimamente? Allora, io non mi sono espresso per vari motivi. Lei ricordiamo che sono diversi anni per la sua bravura, insomma, è stato sempre confermato. Bravura unita, più che bravura, disponibilità di tempo anche. Sicuramente, insomma. Ecco, io non lo so ancora cosa farò da grande. Oggi però mi permetterò di salutare tutti perché avrei tanta nostalgia di questi momenti. Mi permetterò di salutare tutti con una rivederci il prossimo anno, speriamo.